It is wild. Once upon a time, negli 80 giù di lì, nasce Gina Rushka, scende Agronomist. People think they are crazy, che già dall'elementare stavano tutti presi. Questa roba da vietare e non c'è da minimizzare. Avverti la cadenza, differenza sostanziale. Mentre tutti gli altri mocciosi, precisi e pettinati, loro indumenti strambi e visi imbronciati, strampalati in confronto agli altri del loro villaggio. Poco avvezzi al calcio, ma comunicavano tramite un altro linguaggio. E non erano loro agi in quella situazione, necessitavano al più presto di una direzione. Vai, yes. Torniamo. Ma dove dobbiamo tornare? Back to the 80s, agli anni 80 insomma. Agronomdino, sono al secondo mic. It is wild, Gina Flavor. Go back in the days, far from the States. Anni 80 in una desolata landa nascono Gennaro e Haynes. Strane giattazzine, oh, pazzi come Vinne, no. You don't wanna know who's that boy che fa una musica insana, porta il cappello bandana, non ha il maglione di lana, ma come cazzo se veste su tipo boh. Parla una lingua un po' strana, non sembra neanche italiana, dice che tiene la smania, ma che vorrà dire go back. Perpetuava uno stile degli altri chiamato hip hop, senza averlo mai sentito né visto, dato che da piccolo ho visto solamente alcolizzato al bar del Pippo. In più ricordo gli anni in cui per rianimarmi non c'erano block party, ma io mi sfondavo con bottiglie di vodka Arctic in un posto fatto apposta per allontanarti da quella cultura che ora mi muove mente darti le drum machine. Per noi nella fantascienza cantavamo a cappella, a cappello sotto un po' di jeans, mentre negli States cresceva la